shines like dawn, arms wide open. A ballet of stars, a love unspoken. Collapse like lightning strikes the sky. Shadows night, dances in the streets of neon dreams. Whispers of secrets and wild schemes. The heart of drumbeat paving the way in a world of grace. Many times a day, what I like to give, but I don't know Jimmy. Un brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scende nel mare. Buonasera amici di GD Ferro Team, eccoci qua, nuovo anno, nuovo evento. Questa sera ci troviamo all'evento Art and Fashion by Fashion Lady Eventi. Abbiamo la meravigliosa sfilata, abbiamo un sacco di modelle, un sacco di stiliste, c'è veramente la qualunque. Questa sera si vedrà un defilé elegante, casual, moda mare, intimo, di tutto e di più. Quindi occhio al portafoglio perché in questi momenti è molto molto importante. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io direi di cominciare. Andiamo a vedere magari un po' di backstage. Andiamo! Sings to the stars above, with each note a testament of love. Boundless spirit with Ed eccoci qua, siamo appena entrati nel vivo. Alle mie spalle il meraviglioso backstage di questa sera con le nostre fantastiche hairstylist e make-up artist. Ma io direi che adesso proviamo a sentire un po' il vento che gira. Andiamo. Senza disturbare, mi raccomando. Ed eccoci qua la nostra meravigliosa make-up artist. Buonasera. Buonasera. Dimmi un po' chi sei, dove possiamo trovarti, cosa stiamo facendo questa sera a queste meravigliose ragazze. Io sono Alice e vengo da Verona, sono appunto una make-up artist. Oggi sto truccando Maddalena appunto per l'uscita che avremo poi noi make-up artist e hairstylist. Oggi io sto facendo un trucco glam, che sono appunto i miei preferiti, quindi molto pesante, molto, molto carico, poi con un tocco di brillantini. E niente, ecco, un po' sul viola, comunque molto, molto luminoso, ecco, sull'occhio. Sì, devo dire che poi comunque a te questo colore qua, devo dire, ti fa risaltare gli occhi in una maniera veramente Bella. pazzesca. Sì, il tuo trucco preferito è proprio questo. Assolutamente sì, io sono Il tuo molto... cavallo di battaglia proprio. Sì, io sono stile 2016, ecco, Oh, io che sono rimasta che spettacolo, indietro. le sopracciglia belle con il concealer, tutte quante belle, piene. Sì, ecco, me lo ricordo bene quel esatto, periodo, sì. clean, sopracciglia, no. Bocciato. No, assolutamente Bocciato. a me non piace. Bene, allora noi non vediamo l'ora di vedere questo meraviglioso look sfilare questa sera. Grazie. E passiamo da un'arte ad un'altra, perché per me trucco e parrucco, così come si suol dire, sono proprio un'arte, cioè io sono negata in entrambi, ci provo con scarsissimi risultati, per questo ho i capelli corti, ma io adesso mi trovo con Maria Luigia Minato. Buonasera. Buonasera. Come sta andando questo backstage? Bene, benissimo. Sono di Treviso, Carlo San Marco. Lavoro per Aldo Coppola a Milano e oggi cerco di portare un po' di moda del 2025 qua in Villa Mary. Moda del 2025, cosa c'è, cosa va di moda quest'anno? Quest'anno la moda è un po' cambiata, cioè la moda non è più tanto riccio. Sono tutti capelli un po' sbarazzini e va tanto di moda adesso il cappello caschetto come te. Ah, che bene, che bella notizia! Sì. Meraviglioso. E va anche tanto di moda il dritto quest'anno. Ah, perfetto, bene, quindi quest'anno io vado di moda, segnatevelo perché questo è una svolta epocale. Di solito io sono abituata a tutte le modelle con i capelli lunghissimi, boccolosi, questi... No, quest'anno no. siamo proprio diversi. Ecco, quindi amiche, tagliatevi i capelli. Questo è il vostro segno, quest'anno tagliatevi i capelli, giusto? Yes.
noi ti lasciamo lavorare, che vedo che siamo qua con la piastra, pronte qua con la ciocca, povera modella è qua che attende le mie mani e andiamo avanti. e noi continuiamo. Oh, qui invece abbiamo un'acconciatura particolare, devo dire. Buonasera, ormai buonasera. Parlo con Alessia e con Marina, vero? Buonasera anche a lei Marina. Buonasera. Allora, cosa stiamo facendo questa sera Alessia? Allora, faccio un raccolto a forma di coda per l'uscita che ci sarà di Juicy Storm. Quindi qualcosa di particolare proprio per questa specifica Sì, uscita? ci è stato richiesto, di conseguenza andiamo subito a fare questo. Giustamente. Quest'anno va di moda il caschetto, quindi. Sì, leggermente mosso, ma non troppo, anche tanto dritto comunque. Anche tanto dritto. E la tua acconciatura preferita, quella che proprio quando te la chiedono le tue clienti non vedi l'ora di fare? Creatività, e quella è la parola magica. Ah, meraviglioso, bello, mi piace. Se avessi i capelli lunghi, vedi, con i miei capelli corti cosa potremmo fare? Si può raccoglierli tranquillamente. Ah sì? Di Sì. solito io li raccolgo, di solito vengo fuori o quella coda piccolissima che non sa né di carne né di pesce, Ok. oppure mi sfuggono tutti quanti davanti, io non ce la faccio con la coda proprio. Ma c'è il trucco, è un barbatrucco. Non si può svelare No, tutto. no, è un segreto, quindi per scoprire il trucco bisogna venire nel tuo salone. Certo, io sono a Schio in provincia di Vicenza, il mio salone è il Ludì. Ecco, quindi amici, se volete scoprire il barbatrucco per questi capelli qua che non sanno né di carne né di pesce, andiamo tutti quanti al salone Elodie. Sempre senza disturbare, siamo qui con un'altra make-up artist che è... Loredana Cisamolo. Buonasera Loredana. Buonasera. Allora, cosa stiamo facendo su questa meravigliosa modella stasera? Allora, su Alexandra, mi sembra che si chiami così, vero? Visto che deve fare un ballo latinoamericano, mi ha fatto vedere anche un po' il vestito, cerchiamo di ricreare un po' i colori del vestito, quindi qualcosa di appariscente, oro, rosa, e ecco che si vede, comunque molto luminoso e brillantinato. Ma il Sicuramente. trucco per il ballo comunque è diverso dal trucco da tutti i giorni? Beh, sicuramente il beauty è un pochino più leggero, diciamo, le tonalità sono un po' più sul rosato, marrone, beige, mentre quando si tratta di spettacolo, di ballo, così come trucco artistico c'è qualcosa un po' più Elaborato, strong, esatto, più per elaborato, mettere anche risalto. perché a livello fotografico comunque Ok. deve essere che si veda. Ok, perfetto. Dov'è che ti possiamo trovare? Io abito in un paesino in provincia di Verona, tra Verona e Vicenza, Vestena Nova. Perfetto amici, ecco, se voi avete bisogno chiamate come nome e cognome, Loredana Cisamolo. ti troviamo nei social? Sì. Ecco, bene. Lori C Makeup. Perfetto, chiamate Loredana, così siamo a posto e questa sera vedremo proprio questo trucco specifico su questa meravigliosa ballerina. Ballerina modella tutte e due, quale preferisci? Tutte e due, bello, mi piace queste ragazze che sono un po' tutto. Ed eccoci qui con un'altra make-up artist per questa serata, lei è... Giada, check-in. Ciao Giada, quanti anni hai? 20. Io comincio a sentirmi vecchia ragazzi, cioè io no, Beh dai, non sei posso. giovane anche te però. Comunque ne ho 25. Beh dai, il quarto siamo di secolo, abbastanza coetanei. ma il quarto di secolo comincia a sentirsi, no? La schiena, le gambe. Ma già a 20 anni questa cosa. Ah sì? Sì, Ottimo, sì, sì. perfetto. Ah, allora voi non potete vederlo amici, probabilmente lo vedrete dopo, ma qua io vedo dei colori spettacolari. A parte che tu hai degli occhi che sono meravigliosi. Cosa stiamo facendo questa Stiamo sera? facendo un make-up artistico e applicheremo anche dei brillantini, sarà un trucco un po' particolare, fuori dal normale. Beh, già con questi colori molto sgargianti, devo dire che non è proprio Sì. una cosa tutta tutti i giorni. Qual è il tuo trucco preferito? Quindi, In realtà mi piacciono un po' tutti i trucchi, però il make-up artistico è più il mio settore. quindi diciamo che questa sera ti trovi proprio a tuo agio. Sì, Sei esatto. sprint. Sì, sì. Sprintissima. Bene, allora io ti lascio lavorare con questa meraviglia e noi proseguiamo la serata. With wings on fire, a vision that shakes this weary world. With your glow in the city's fight, raise your voice, let the thunder roar. You're the storm we've been waiting for.
Eyes like comets burning so bright. With every glance she rewrites the night. A rebel with soul, painted in gold. In her gaze stories yet untold. When the waves crash and the tides high, she stands tall, hands reach. Buonasera a tutti, benvenuti a Villa Mary. Chiederei un bel applauso per il nostro inizio corretto, oserei dire, perché partiamo subito con il nostro tutto Carruto che ha lavorato da questo pomeriggio per la riuscita della serata, per rendere le nostre modelle ancora più belle. Faccio un excursus veloce. Abbiamo Alessia Manzardo con la sua modella Anna Chiara. On rooftops she sings to the stars above. With each note a testament of love. E poi a ruota abbiamo ancora Maria Luisa Ognato con la sua modella Elena Rosa. La make-up artist Alice Care insieme alla modella Maddalena. Poi ancora make-up con Giada Cecchini e la sua modella Veronica. Eyes like comets burning so bright. With every glance she rewrites the night. A rebel with soul, painted in gold. In her gaze stories yet untold. Chiederei un bel applauso anche alle mie meravigliose ballette di questa sera, Alessia, Aurora e Bianca. Prego ragazze, anche per voi la passerella. Allora, prima di iniziare ufficialmente, Giulio, mi vuoi raggiungere? Vogliamo fare gli onori di casa. Cosa ti avevo detto prima? Cosa mi avevi detto prima? Chiamiamo Giulio con un bel applauso! Allora, buonasera. Lo chiederei più forte l'applauso, perché Giulio è colui che si spende e si prodiga per organizzare tutto questo. Allora, intanto benvenuti. Applauso anche per Jessica. Non scherziamoci. Abbiamo tanto da vedere, quindi però non bisogna essere noiosi, bisogna fare più in fretta possibile. Abbiamo una trentina di modelli, abbiamo 8, 9, 10 uniche uscite, tutte veloci abbastanza, ma comunque cercate di dare un'occhiata per bene a tutti gli outfit, perché queste stiliste che sfidano per noi ogni volta si devono fare pubblicità e di conseguenza bisogna accogliere sempre con l'applauso. Durante la sfilata le modelle volentieri riceveranno il vostro applauso, okay? Non solo quelli che vi piacciono, ma anche gli abiti. Dopodiché vi lascio già con la prima uscita e la parola a Jessica mentre io rientro ai miei ranghi. Partiamo con la prima uscita ufficiale di questa sera e si tratta di Juicy Store. Juicy Store che inizia l'anno tra l'altro con una collaborazione molto particolare e presenta abiti come sempre con il suo stile inconfondibile dalle stampe iconiche e tessuti pregiati, abbinati ovviamente a gioielli ed accessori in pelle e cuoio fatti rigorosamente a mano, che uniscono artigianalità e stile senza tempo. Le cinture eleganti e resistenti, molto importante, completano sia il look casual ma anche il look formale, mentre il dolce vita, che io amo perché come sentite la mia voce questa sera è quella che è, e se mi fossi messo un dolce vita in più magari sarebbe migliore, originali e versatili aggiungono anche un tocco di personalità. Ogni pezzo unico e curato nel minimo dettaglio è un capolavoro di eleganza e qualità, creati da Weber Daniela e che non possono mancare assolutamente a Juicy Store. E quindi iniziamo ufficialmente la nostra serata di Fashion and Art con Juicy Store.
E un bel applauso a Marina che questa sera festeggia qui con noi. E ovviamente anche un applauso alla nostra Giusy di Giusy Store. Giusy, vieni a prenderti l'applauso. Eccola, eccola. Intanto abbiamo le nostre modelle giovanissime. E ecco Giusy con altre modelle che abbiamo visto in passerella, un bel applauso. Giusy Store che ha aperto la nostra serata Art and Fashion qui a Villa Mary. Ed ora continuiamo, seconda uscita di questa sera con Lucia Abiti. Per chi vuole essere libera dalla solita monotonia e scegliere dal tessuto al colore, ovviamente fino al modello, questo mondo di sartoria di Lucia Abiti è perfetto, proprio per andare a creare un outfit unico, ovviamente sartoriale, come dicevamo, e su misura, che propone proprio la stilista Lucia Moravito. E quindi un bel applauso per Lucia Abiti.
applauso anche per lei. Bell'applauso per Maddalena, una delle veterane del team delle modelle, e ovviamente rinnoviamo anche l'applauso per Lucia e anche per la nostra valletta Aurora. Noi continuiamo con la moda, con la nostra terza uscita di questa sera. Abbiamo Katia Maccini, abiti eleganti e raffinati, ispirati ad una donna che ama distinguersi e sentirsi unica. Capi con taglio sartoriale e cura del dettaglio, linee scelte e pulite che vanno a valorizzare la silhouette femminile, tessuti lucenti, particolari e ricercati, usati con giochi di contrasto, trasparenze, ma anche molto colore. Tutto questo è quello che ci presenta questa sera la nostra stilista Katia Maccini, direttamente da Verona. what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Fly
keep them round in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Giulia, il tuo sorriso come il sole al mattino, con i tuoi occhi luminosi il mondo è più vicino, le tue risate e melodie che danzano nel vento, in ogni istante sei il mio solo momento. Quando cammini la strada si illumina, ogni tuo passo una stella che brilla, nel caos della vita sei la mia via, con te ogni gioia diventa magia. Oh Giulia, la tua luce mi guida nel buio delle notti più oscure, sei la forza che ogni giorno mi sfida, un amore che non conosce paure. Oh oh Giulia, la tua luce mi guida nel buio delle notti più oscure, sei la forza che ogni giorno mi sfida, un amore che non conosce paure. Il tuo abbraccio calore che mi avvolge, come il fuoco che mai si spegne, con te tutto il male si scioglie, sei la melodia che il cuore risuona e intende. Nel tuo sguardo trovo un mondo intero, un universo di sogni e speranze. Con te ogni giorno diventa un mistero, un viaggio senza mete apparenti o distanze. Oh Giulia, la tua luce mi guida nel buio delle notti più oscure, sei la forza che ogni giorno mi sfida, un amore che non conosce paure. Oh oh Giulia, la tua luce mi guida nel buio delle notti più oscure, sei la forza che ogni giorno mi sfida, un amore che non conosce paure. Oh, oh, oh. Allora, il nome di questa stilista è? Mancini Katia. Katia, è stata brava? Sei piaciuti gli altri di tutto? Ok.
Il nome della modella è? Emma. Emma, che non è solo modella, non è solo fotomodella, ricercatissima, ma è anche una presentatrice, lavora in una TV locale di Vicenza e fai un programma di sport sportivo? Dici tu, ma tanto Sì, dopo tanti anni di questo lavoro ho avuto anche la possibilità di iniziare a lavorare in televisione e lavoro a TV a Vicenza, mi occupo di sport, di calcio, seguo il Rossi Vicenza e tante altre attività, insomma. È sempre un'emozione come stasera qui con voi, per cui grazie al pubblico, grazie a te di invito ovviamente, grazie a Luca, a tutti quelli che lavorano con organizzando i progetti. Naturalmente Emma la vedremo studiare di nuovo. Cioè, è lunga la serata ancora, lunga la serata ancora. Potete accomodarvi un po' di musica in sottofondo e accompagniamo. Come il Un applauso a Katia Mancini, sempre presenti anche le nostre meravigliose vallette, ed ora siamo pronti a proseguire con la prossima uscita. Andiamo a conoscere Madame Le Blanche. L'associazione culturale Madame Le Blanche intende mantenere vivo lo spirito di creazione, ispirazione e sostenere soprattutto altre donne con i loro sogni e obiettivi, seminando speranza attraverso il metodo CCE, ovvero un ciclo creativo con spiritualità, dove tutti i sogni diventano realtà. E oggi Madame Le Blanche ha l'immenso piacere di presentarci la prima collezione di una sua allieva, la sua allieva Mercedes Camacho, chiamata Renasera, confermando ancora una volta che l'unione fa la forza. E quindi in passerella Madame Le Blanche.
grande applauso a Madame, a Mercedes. E ovviamente un grazie anche alle nostre modelle, ma noi siamo prontissimi a proseguire, siamo circa a metà dell'opera. È arrivato il momento di Miriam Tirinzoni Lingerie con il suo MT brand. Miriam Tirinzoni con il suo brand intende veicolare la fashion experience per offrire un'esperienza unica alla scoperta di ciò che si nasconde dietro agli abiti. Grazie Giulio, mi hai mandato anche la valletta. L'originalità sta nell'atteggiamento, dare assoluta priorità alla sensazione interiore, quello che si prova, quindi andare ad allietare i propri sensi per vivere al meglio il tessuto e il contatto con quest'ultimo. Miriam realizza abiti sartoriali, ovviamente su misura per le sue clienti, portando le persone verso uno stile unico ma soprattutto personalizzato mediante la realizzazione di abiti esclusivi e capsule collection. Quindi ora ammireremo la meravigliosa lingerie scelta proprio da Miriam Tirinzoni. Un bel applauso! Giulia, il tuo sorriso è come il sole al mattino, con i tuoi occhi luminosi il mondo è più vicino. Le tue risate e melodie che danzano nel vento, in ogni istante sei il mio solo momento. Le stelle brillano di più quando tu sei qui, il tempo si ferma, ti prego non andar via così. Il tuo nome sussurro quando la notte scende lenta, sei la mia bussola, la mia gioia è sempre attenta. Giulia, sei l'universo che invade i miei pensieri, ogni sogno, ogni attimo in te mi trovo interi. Non c'è dubbio, non c'è ombra, solo luce che ci unisce. In questo amore eterno niente mai ci ferisce. Siamo un libro che nessuno mai potrà scrivere, due anime che sanno solo come vivere. Tra le nuvole e gli arcobaleni del destino, Giulia tu sei tutto, ogni passo, ogni mattino. Sei la nota perfetta in una sinfonia d'amore, ogni parola che dici è un battito nel cuore. Giulia, nel silenzio sento il suono del tuo respiro. Con te il mondo è bello e ogni sogno è vero. Giulia, sei l'universo che invade i miei pensieri, ogni sogno, ogni attimo in te mi trovo interi, trovo interi. Non c'è dubbio, non c'è ombra, solo luce che ci unisce. In questo amore eterno niente mai ci ferisce. Giulia, sei l'universo che invade i miei pensieri, ogni sogno, ogni attimo in te mi trovo interi, trovo interi. Non c'è dubbio, non c'è ombra, solo luce che ci unisce. In questo amore eterno niente mai ci ferisce. Giulia, sei l'universo che invade i miei pensieri, ogni sogno, ogni attimo in te mi trovo interi. Non c'è dubbio, non c'è ombra, solo luce che ci unisce. In questo amore eterno niente mai ci ferisce. Siamo un libro che nessuno mai potrà scrivere, due anime che sanno solo come vivere. Tra le nuvole e gli arcobaleni del destino, Giulia tu sei tutto, ogni passo, ogni mattino. Sei la nota perfetta in una sinfonia d'amore,
Ogni parola che dici è un battito nel cuore. Giulia, nel silenzio sento il suono del tuo respiro. Con te il mondo è bello e ogni sogno è vero. Io accesi, il tuo sorriso illumina ogni istante. Nel tuo sguardo trovo un mondo affascinante. Sei la musa che ispira ogni mio pensiero. Con te accanto mi sento un uomo vero. Ogni giorno con te è come un'avventura. Dal nostro amore nasce una melodia pura. Insieme creiamo un sogno senza confini. Nei tuoi occhi mi perdo tra mille destini. Beatrice, nel tuo abbraccio trovo rifugio. Il mio cuore batte forte come un tamburo. Sei il mio faro nella notte buia. Con te vicino la mia vita si infuria. Camminiamo insieme su strade inesplorate. Il tuo sorriso cura tutte le mie ferite. Ogni momento condiviso un regalo. Su un orizzonte di luce ci apriamo. Beatrice, nel tuo abbraccio trovo rifugio. Ogni tuo sguardo è come un abbraccio. Sei la musa che ispira ogni mio pensiero. Con te accanto mi sento un uomo vero. Ogni giorno con te è come un'avventura. Dal nostro amore nasce una melodia pura. Insieme creiamo un sogno senza confini. Nei tuoi occhi mi perdo tra mille destini. Beatrice, nel tuo abbraccio trovo rifugio. Il mio cuore batte forte come un tamburo. Sei il mio faro nella notte buia. Con te vicino la mia vita si infuria. Camminiamo insieme su strade inesplorate. Il mio cuore batte forte come un tamburo. Sei il mio faro nella notte buia. Con te vicino la mia vita si infuria. Insieme sfidiamo il tempo e lo spazio. Ogni tuo sguardo è come un abbraccio. Sei il vento che mi spinge verso il meglio. Con te ogni giorno sarà un risveglio. La collezione Moda Mare, quindi siamo già in clima estivo.
fatta a crochet e camoscio, pensata per chi desidera unire eleganza e originalità ai propri look marittimi. E infatti non vedremo solamente costumi da bagno adatti all'estate, ma per ogni occasione, ad esempio una crociera, una giornata in spiaggia, un momento di relax in spa, adesso a chi è che non piace la spa con il freddo, con un'attenzione particolare anche ai dettagli e ai materiali sempre di altissima qualità. Infatti quando si compra un qualcosa di fatto a mano, come gli accessori visti con gli abiti anche in precedenza, stiamo comprando più di un oggetto, ma stiamo comprando proprio ore di fallimenti, tentativi, esperimenti, ma soprattutto di tanta passione. Quindi stiamo comprando un oggetto unico che racconta una storia, un momento di vita anche di qualcun altro. E quando l'artigianalità incontra la moda, nasce ovviamente qualcosa di unico. Capi ed accessori che si trasformano in veri e propri capolavori da indossare per esaltare la propria bellezza e la propria femminilità. E quindi ci godiamo la moda mare di Juicy Store.
vai, fai pure tutta passerella. Hai sentito Giulio? Te lo meriti. E allora un bel applauso ad Alessia e ovviamente ancora a Giulio. Grazie mille, potete accomodarvi. E abbiamo Valentina Russo Abiti. Indossa arte e sì l'opera della tua vita. È proprio questo il motto del brand Valentina Russo. Circondata da sempre da un mondo fatto di arte e moda, Valentina non poteva non ereditare tutte queste passioni trasmesse proprio dai suoi genitori. Non ha mai smesso di sognare, di credere proprio nelle sue potenzialità, nel suo talento, e attraverso i suoi lavori le piace valorizzare le donne, mettendo in evidenza la loro femminilità e unicità e rendendo gli abiti delle vere e proprie opere d'arte, proprio come questa collezione che vedremo questa sera, che si chiama Winter Rose ed è ispirata alla bellezza della rosa d'inverno. Per i più curiosi, in più, se volete scoprire altre chicche, potete andare sul sito russovalentina.it e quindi vi lascio alla moda di Valentina Russo.
modi come la moda e l'arte si fondono insieme, già da prima della nostra sfilata. Per me è una passione e voglio realizzare il mio sogno, quello di essere una stilista, e riuscirò a realizzare questo sogno. E auguro a tutti quanti di riuscire a realizzare questo sogno. Grazie mille per questo meraviglioso connubio tra arte e moda, quindi farei ancora un bel applauso a Valentina. Ed ora, se non vado errando, prima della prossima sfilata abbiamo un momento make-up, perché ci raggiunge qui al centro della passerella Loredana con la sua modella. Io mi sposto e le facciamo entrare. Un bel applauso. Avevo giusto rappresentare i colori dell'inverno, quindi la neve, davanti il ghiaccio Quindi una vera e propria regina dei ghiacci. Ancora un bel applauso. Come vedete questa sera non solo moda, non vedete anche arte, ed ecco il perché della nostra sfilata che si chiama proprio Arte and Fashion. Prego, potete accomodarvi. E noi siamo pronti a proseguire e torna qui con noi Miriam Tirizzoli con il suo MT Brand, perché Miriam crea con grandissima passione ed edizione tutti i suoi abiti che ricordiamo sono pezzi unici con un design accattivante per rendere felici le donne, regalando ad ognuna sogni e momenti esclusivi. Intanto vi raggiungono le mie bellissime vallette perché ci prepariamo per Sanremo, non si sa mai che non accade ma se accade si dice. Ma continuiamo con Miriam, lei si dedica alla ricerca di stoffe pregiate e realizza manifatture personalizzate su misura, ovviamente solo made in Italy. In più è importante ricordare che Miriam è socia dei Lions del Club Morbegno dal 2011, quindi da un bel po', e ne condivide le finalità di un motto, ovvero We Serve, che è inciso nel suo stile. E quindi ci godiamo MT Brand di Miriam Tirizzoni. Read my lips, time to party.
speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running. Never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay young forever. Un grande applauso per Miriam Tirizzoni con il suo MT Band. Miriam, vieni pure a prenderti l'applauso. Eccola qui la nostra stilista, le modelle, prego, godetevi la passerella. Fermatevi pure qui, rimanete con noi. Ancora un bel applauso a Selma che compie gli anni, a nostra Miriam che ci ha regalato due passerelle incredibili questa sera. Manichini Style Lingerie. L'invito infatti non è più solo un completo da nascondere, ma bensì da mettere in mostra anche su outfit un po' più audaci. Per questo Manichini Style ha creato una capsule collection dove la lingerie la fa proprio da protagonista. L'intento è quello di valorizzare ogni donna in modo da essere orgogliosa del proprio corpo e con il desiderio anche di usare un pochino e di andare oltre i limiti per recuperare libertà ma soprattutto autostima. E quindi lascio la passerella a Manichini Style.
ed era la Capsule Collection di Manichini Style. Giovanni Marigo, eccolo qui, il nostro stilista. Prendi tutto il tuo applauso, la passerella, Giovanni, chissà se la mia voce terrà per i prossimi 20 minuti, speriamo di sì, ma tranquilli, siamo addirittura d'arrivo. E noi siamo pronti per l'ultima uscita di quest'oggi e ce la dedica Rafigi Gioielli. Eh sì, chiudiamo con i preziosi. Per Rafigi Gioielli è un grande onore presentare le proprie creazioni, un marchio che pensato un po' dal 1978 incanta il mondo della gioielleria con dei pezzi unici e raffinati. Da oltre 4 decenni Rafigi Gioielli ha saputo distinguersi nel mercato della gioielleria creando gioielli che non sono solamente dei semplici accessori ma delle vere e proprie opere d'arte. Come vedete l'arte come fil rouge di questa nostra serata. La storia di Rafigi è fatta di passione, di dedizione, di un impegno costante verso un unico obiettivo, quello dell'eccellenza. E oggi con il nuovo punto vendita che potete trovare a Treviso in via Antonio Canova 28 si continua a disegnare e realizzare gioielli su misura e pensati per soddisfare le esigenze di una clientela anche piuttosto raffinata e difficile. Ogni pezzo è realizzato con materiali preziosi, dai metalli alle pietre più rare e riflette il vero e proprio spirito del Made in Italy. Questa sera Rafigi Gioielli ci invita a lasciarci trasportare dalla bellezza e dall'eleganza di queste creazioni e ogni singolo gioiello che vedremo sfilare in passerella è frutto di un'attenta lavorazione artigianale e di un design esclusivo pensato per esaltare la bellezza e la personalità di chiunque lo indossi. E quindi in passerella per chiudere in bellezza la nostra serata, Rafigi Gioielli.
pomeriggio, intanto invito Giulio a raggiungermi qui in centro perché ci saluteremo in grande stile. Ma intanto Giulio, il nostro patrono, Sì, fascia degli eventi. Allora adesso c'è l'uscita finale, le ragazze andranno fino in fondo, tornano indietro e poi se ne vanno dalla parte del ristorante perché faremo le foto di gruppo. Quindi la serata termina qui, se volete poi venire in ristorante a vedere se si fanno le foto potete farlo. Io mi auguro che vi siate divertiti, signora. Certo, una bella sfilata. Una bellissima serata. Non so, non si può dire. Molto Bella serata. 400 euro mi è costato questa passerella. Allora, ribadisco, adesso usciranno tutte insieme. Queste sono le modelle di questa sera, gli abiti delle stiliste che hanno sfilato qua a Villa Mary. Non finiscono più da quante sono. Sono tante, sono belle, ma belli soprattutto gli abiti, gli outfit di questa sera. Escono anche le stiliste, adesso Selma ti guidi la carovana, aspetta che escono tutte, vedete quanta gente a lavorare per questa mezza giornata? Loro, io ho 4 mesi, le stiliste lo stesso. Si sa, infatti vorrei rinnovare il nostro applauso alle stiliste, alle make-up artist, alle hairstylist, a te Giulio che ha organizzato il tutto. Ecco, adesso loro vanno in sala al ristorante e faranno le foto di gruppo. Vi auguro che vi siate divertiti, come dicevamo, l'appuntamento prossimo sarà per fine aprile, vi terremo aggiornati. Io chiuderei con gli ultimi ringraziamenti. Ringraziamo ovviamente i fotografi, voi pubblico per essere stato con noi, il nostro tecnico Mario, ma ovviamente Ambra che ha gestito tutto il backstage. Eccola qua, un applauso ad Ambra che adesso segue le modelle. C'è più nessuno? C'è più nessuno? Abbiamo salutato tutti. Cosa fai tu? Fai Giulio Roni? Ovviamente ringraziamo la location, Villa Mary, che sono ospitati. Allora, come ripeto, adesso andiamo di là, non servono microfoni, non serve niente, fare le foto di gruppo, 10 minuti, poi tutti a casa, ma se il pubblico vuole assistere può farlo. Grazie! Cari amici, questa serata all'insegna dell'arte e della moda targata Fashion Lady Eventi è giunta al termine. Abbiamo visto sfilare delle magnifiche creazioni con le modelle che indossavano questi magnifici abiti, costumi, lingerie e chi più ne ha più ne metta, con dei trucchi, dei parrucchi meravigliosi, quindi io non posso fare altro che augurarvi una buona notte e ci vediamo al prossimo evento di Fashion Lady Eventi. Ciao! Beatrice, nel tuo abbraccio trovo